Il Movimento 5 Stelle di Agrigento, per mezzo del suo rappresentante Gino Buscemi, interviene sulla Silent Room affermando: non si può tacere né smettere di sottolineare con indignazione l'enormità e l'assoluta ingiustificabilità della spesa sostenuta per l'installazione all'interno del Parco Archeologico di Agrigento della cosiddetta Silent Room, un manifatto in legno e tessuto costato ben 126.000 euro di denaro pubblico. Da questo costoso manufatto è già volato via il tetto di tessuto e anche alcune parti laterali, anch'esse in tessuto, sembrano destinate alla stessa sorte. Abbiamo scelto di diffondere una nota stampa su questo spreco, afferma Gino Buscemi di 5 Stelle, e non su altri, sui quali ci riserviamo di intervenire in seguito, una volta chiusa definitivamente questa disastrosa parentesi chiamata Agrigento Capitale della Cultura 2025, poiché l'installazione da 126.000 euro sarà rimossa già da questo mese di settembre. Alla città non rimarrà nulla se non il ricordo dello spreco e allora, conclude Buscemi, ci chiediamo perché non affidarne la realizzazione a un bravo falegname che l'avrebbe potuto costruire con meno del 20% dell'importo. Sorge spontanea la domanda, la Corte dei Conti e la magistratura ordinaria hanno già aperto dei dossier su queste e su altre spese enormi, ingiustificabili, che hanno contraddistinto Agrigento, capitale della cultura 2025.